È iniziata la stagione 2024-2025 in fermento la FIGC di Agrigento con i vari campionati che stanno per avere inizio. Ecco, con il presidente Angelo Caramanno facciamo un po' una sorta di excursus su ciò che succederà tra qualche settimana, partendo chiaramente dalla terza categoria. Sì, dopo tanto lavoro fatto veramente con tanta passione, siamo riusciti fortunatamente a creare tante attività da svolgere quest'anno nella nostra delegazione. Partendo dalla terza categoria, che è il nostro campionato principale, maggiore, noi l'anno scorso avevamo 14 società che partecipavano ai campionati, due partecipavano alle delegazioni di Trapani e 12 nel nostro girone. Quest'anno siamo rimasti con 6 società perché 2 hanno vinto il campionato, altri sono ritirati, e la cosa più bella, proprio con orgoglio, è che noi siamo riusciti a creare tantissime società. A oggi siamo a 14 società, quindi ne abbiamo tutto 8 e altri 2 sicuramente andranno in porto qualche giorno, quindi se tutto andrà bene andremo a comporre un organico di 16 società. E poi è chiaro che a livello regionale, con il presidente Morgana e il direttivo, si vanno poi a delineare il girone a livello geografico in Sicilia. Quindi noi contiamo e speriamo di fare di nuovo un girone a 12, eventualmente le società rimanenti possiamo eventualmente dirottarle verso Trapani o Caltanissetta, vediamo le richieste che ci sono nel nulla osta, e quindi accontentare un po' la società che ci chiedono di giocare nelle province vicine. Invece per quanto riguarda le giovanili, ecco, parliamo anche dell'Under 17, tutte queste squadre Sì, allora giovanili. partiamo dall'Under 19. L'Under 19 anche qui abbiamo registrato proprio un ottimo risultato. E noi nella nostra provincia abbiamo 6 società che hanno l'obbligo di partecipare al campionato juniores, le 5 società di promozione più la società di eccellenza che è l'unità si sciacca. Ebbene, la cosa più bella, il risultato ottimo, è che noi siamo riusciti ad avere altre 4 società già iscritte nuove che non hanno l'obbligo di farlo, e la quinta sarà a breve pure ai nostri di partenza. Quindi molto probabilmente partiremo con 11 società che partecipano al campionato di Under 19, oltre alle 6 che erano obbligate, altri 5 no. Quindi questo è un grossissimo risultato. Poi per quanto riguarda invece il ascendere settore giovanile, abbiamo già tante richieste per l'Under 17, Under 15, esordienti, primi calci, pulci, insomma tutta l'attività. C'è un po' di tempo, quindi si stanno iscrivendo, quindi diciamo che anche lì prevediamo un aumento di organico, un aumento di attività da svolgere. Quest'anno sarà veramente un anno molto molto intenso per tutta la nostra delegazione e c'è da lavorare tantissimo. Per quanto riguarda invece il calcio a 5, sia maschile che femminile, novità? Calcio a 5, anche qui abbiamo un ottimo risultato, nel senso che l'anno scorso avevamo 6 società che partecipavano alla Serie D di calcio a 5 maschile nella nostra provincia. Due hanno vinto il campionato tra playoff e il campionato, altri sono ritirati, siamo rimasti con una società. Ebbene, qui stiamo facendo un girone tutto nostro, minimo da 8, possiamo anche arrivare a 9, quindi abbiamo trovato da 7 a 8 società nuove, anche qui un successo molto molto importante.